Ciao a tutti, io sono Aurora e oggi ragazzi si parte per la montagna e voi ovviamente venite con me. Allora, come al solito devo preparare il mio beauty, devo sistemare la mia valigia, devo mettere i trucchi, devo fare un sacco di cose, le lenti a contatto, la mascherina, tutto. Poi ragazzi, ammirate la bellezza di questi stivaletti, cioè, bellissimi. Pronta? Sì. Andiamo? Sì. Però prima cintura, Lulu. Sì, ovvio. Ragazzi, abbiamo messo tutte le valigie in macchina e ce l'abbiamo fatta. Devo poi il primo Gegella che dietro. Siamo arrivati all'autogrill, adesso prendiamo qualcosina da mangiare. Allora, ho preso taralli con salamini e questi biscotti. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Questo ragazzi è il nostro hotel. Lu, saluta! Andiamo. Sì ragazzi, ho singhiozzo. Andiamo. Ragazzi, guardate la vista meravigliosa. Ragazzi, vi giuro, è bellissimo. Adesso ragazzi andiamo a cenare. Lulu? Sei carica? Che cosa mangi? Ordini o vai al buffet? Ok. Mamma, voto a questa cena. 10 e lode. E che cosa hai mangiato? Niente. Ho mangiato la parmigiana buonissima. Io no, perché non c'era poi. Paccheri. Io ovviamente ho dovuto scartare il verde e poi basta. Ragazzi, buongiorno. Oggi primo giorno in montagna e voi ovviamente venite con me. Guardate la meraviglia. Oggi ragazzi devo andare a fare le unghie perché fanno un po' schifo le mie. Ragazzi, eccoci qui, questo è il posto. Ragazzi, non so come farmi le unghie, non lo so proprio. Non lo so. Questo ragazzi è il posto. Il colore non lo so ragazzi, non lo so. Vabbè, dopo ci penseremo. Ed ecco un po'. Sì. Riteniamo squadrate. Sì, dai. Allora, sono molto indecisa su quale colore farle. Non lo so. Io pensavo un French, però non so come. Ora, io ero più su un azzurro blu, quindi direi proprio questo. Questo qua. Quindi direi proprio questo qua. French azzurro. Mi piace? Fatelo sapere giù nei commenti. Voi io? Sì? Me la faccio. Hai scelto il colore, Auri? Sì, un French azzurro. Bene. Tu mamma come te lo fai? Non lo so, devo ancora vedere. Non mi copiare. Vediamo, se mi piace il tuo ti copio, altrimenti cambio. Cambi. Queste qui ragazzi sono le unghie che porterò a Roma. Ok, in lampada. Oppure
Cambio programma, ragazzi, non faccio più il French, ma faccio tutto a Emilia. Bello Audi il tuo colore, Grazie. bello. Bello, ma tu che lo fai? Mi sa che ti copia. No, mamma, no. No, mamma, fai la persona seria. Che fai un rosa. Quale scelgo io? Questo è Tu un bel bello, giallo il tuo. fuoco. Un giallo non te lo fai? No, giallo non mi piace. Un arancione. Che devo fare con il giallo? Ma non ci penso proprio, guarda. Fatti un glitterato. No, mi piace o mi farò o il tuo colore o un rosso. Adesso ci penso. A mamma piace solo il rosso, rosa, azzurro e basta. Tu le dici, mamma, fatti un arancione, no. Fatti un verde, no. Fatti un giallo, no. Fatti un brillantino, no. No, i miei colori sono quelli. Rosa, Ali, rosso, azzurro. Basta. Io ho finito. Guarda che belle. Sono stupende. Adesso tocca a mamma. Ragazzi, ecco qui le mie unghiette terminate e adesso io e mamma dobbiamo andare a piedi all'hotel perché Gennaro Sardo ci ha lasciate qui, Sì. in mezzo alle montagne. Esattamente. Bene, quindi forza e coraggio, andiamo. Allora mamma, io ho capito che bisogna andare tutto a destra, dritto, andiamo? Non lo so, Auri, andiamo a vedere. Ok. Andiamo? Andiamo. Ma non si esce di qua, Auri! Si va di là! Vai! Oh, ma qua si entra, dove stiamo? No, di qua si esce pure, vai! Mamma, io mi vergogno. Vai! Io ero lasciato lasciare per buttarmi nel lago avrei fatto. Mamma, dove cavolo siamo? Qua dove siamo, mamma? Allora, Auri, qui siamo finiti in un camping. E questo era il centro in cui abbiamo fatto le unghie. Il nostro albergo è lì sopra, mi sa. Sopra quella montagna lì. Adesso lo dobbiamo cercare perché io non mi ricordo più dov'è. Tu ti ricordi? Allora mamma, io mi ricordo che siamo entrati qua con la macchina. Aspetta. Mamma, attenta che cadi, madonna, cado io. Aspetta. Di qua, vieni. No, ma dove vai? Di qua? Qua, qua. Ragazzi, allora, io e mamma siamo in mezzo Ci siamo ad un perse. campeggio. E Non sappiamo più la strada per rientrare in hotel. Bene, allora, dove andiamo? Qui c'è il segnale di... No, dove stiamo andando? Scusa. Non lo so. Allora, ragazzi, io e mamma non sappiamo dove ci troviamo. siamo persi. Allora, Dovremmo fare anche il piedicure in albergo, abbiamo appuntamento. posto siamo. Oggi ragazzi, 30 dicembre, passiamo la giornata a fare mani e piedi. Sì. Mentre Gege e Lulu Sono sono in piscina. Guarda lì che bel paesaggio. Fallo Guardate. vedere. Ragazzi, io e mamma ci troviamo proprio qui. Non sappiamo cosa fare, non possiamo fuggire, non possiamo... Guarda, c'è la neve lì sopra, Auri. Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Bene. Ma questo pullman dove porterà? Forse ci porta in hotel. Lo vogliamo prendere? Ma che Auri? hotel? Mamma, ma vedi di andare avanti. Tu e l'hotel qua. Che poi fa un freddo, ragazzi. Che fai? Guarda le mie scarpettine, che carine. Oddio, mamma. Madonna. E niente. Dai che ci arriviamo. Dani e Auri sperdute ad Andalo. Non sappiamo dove ci troviamo, non sappiamo nemmeno se siamo ad Andalo, non sappiamo dove... niente. Noi... Per le vie della montagna ci siamo persi. mamma, io ti ricordo che ci aspetta anche un bellissimo viaggio a Roma. Non sappiamo nemmeno se torneremo a Verona.
Andremo direttamente a Roma nel caso. Sì, esatto, andremo direttamente a Roma. Guarda che bella villetta. Madonna. Che belle queste casette. Siamo però... Auri, ho freddo. concentrati sull'hotel. Ho freddo. Auri, ma noi stiamo camminando, ma dove stiamo andando? No, dile napoletano, mamma. Auri, Dile napoletano. Auri, ma noi stiamo camminando, ma non sta bene. Non lo so. Ma cos'è quel neve? Che neve. Prendiamo qualche pullman che ci porta su. Mamma, mi stai facendo capire. Dove stiamo andando, Auri? Ma noi Aspetta, camminiamo, ma dove andiamo? Io vedo dei... Ma sarà quello il nostro albergo, guardalo. È quello lì. Ma cosa stai dicendo? Là sopra, guarda. È quello il nostro albergo. Ok, no, aspetta. Ok, aspetta. Auri, è quello lì il nostro albergo. Ci sono 7000 case qua, mamma, cosa Ma mi sa che è quello. Ma cosa? Guarda, è quello lì. L'hai visto? Andiamo. Ma ci sono dei segnali lì, guarda. Adesso, ragazzi... La gente ci guarda. Siamo mica normali, che non sappiamo neanche dove stiamo andando. Allora, ragazzi, qui ci sono dei... Ci prendiamo una cioccolata calda in questo bar. Mamma, muoviti, dobbiamo andare sì, a Dai. casa, dobbiamo andare all'hotel, mamma. Come si chiama il nostro hotel, scusa? Il nostro hotel. Non so manco che hotel. Vabbè, lasciamo Si stare. chiama Belvedere. Belvedere. Sì. Papà non mi manda la posizione. Se non mi manda la posizione. Mamma, ma anche io voglio andare in piscina, ma perché devo fare la pedicure adesso? Sei una signorina, devi tenere i piedi a posto, le mani Io a posto. pensavo che Gegè fosse qui fuori, no? Che ci stesse aspettando. Invece no, ragazzi, è scappato proprio. Papà ci ha proprio abbandonate qui. Abbandonate. Se n'è andato in piscina con Ludo. Hai capito allora che ha fatto papà? E il nostro albergo è anche in salita. Dobbiamo fare una salita ripidissima. Vabbè, ragazzi, vi aggiorneremo tra poco. Papà, Amore, state venendo? Scusami un attimo, no? Ma tu non potevi venirci a prendere? Allora, ma come facevo? Sto qua in piscina con Ludovica, sto tutto con l'accappatoio, tutto bagnato nel momento in cui andavo su. Ok. E mi vestivo, facevo, voi già stavate qua. dai. sì, capito ma che ne vediamo- condividici la posizione. Ne vediamo 7000 hotel diversi. Papà, Sì? ma ci hai lasciato qua, fammi capire. Ma Cioè- allora, ma è vicino l'albergo, sono 500 metri. Dai, io sto qua in piscina con Ludo, come facevo a venire? Se non ti ho capito che mamma ci troviamo in mezzo alle montagne, in mezzo a... Ma non sappiamo manco Guarda, dove qui siamo. sta pure la cascata, qui, guarda. Ecco qua dove siamo, vedi? Cinghiali, mamma ha detto escono i cinghiali. Guarda che a mamma gli ho condiviso la posizione dell'albergo. Che ha detto? Sto capendo di... Ah, papà, io qua- Allora, noi siamo vicino a un ruscello che sfocia in un lago. E quello è il lago di Molbeno. Vabbè, allora. Papà, stiamo amore. venendo. Dove E state? entro le 2:30 siamo da voi. Forse. 2:30. 2:30. No, dai, 2:30 siete quasi arrivati comunque. Ok. Comunque di a mamma che quello lì è il lago di Molbeno. Ok, grazie per l'informazione, ma noi non ci interessa, dobbiamo tornare A noi nell'hotel. interessa l'hotel, non il lago di no, il lago di Molbeno. Moldeno. Ma che si chiama Ma Moldeno? guarda, Molbeno. l'albergo non vi potete mai sbagliare a farlo perché è sempre una strada tutta diritta. E tu hai girato a Non ci destra? sono né curve né niente, è Sì. tutta diritta la strada. Vai. Mamma, ma tu hai girato a destra? No, è tutto dritto, vai, vai. Vabbè, tutto dritto, andiamo dritto. Volete una pizza? Auri, ci vogliamo mangiare una pizza qua. Ma dove è la pizza? Auri, mangiamoci una pizza. C'è una pizzeria qui. Vogliamo prenderci una fetta di pizza? Una fetta. Dai, andiamo. Vabbè, papà, dai, ciao ciao. Ma com'è la pizza? Aspettate un attimo. Ma sai che forse è quello l'hotel? Dove? Ti È lì ricordi che era sopra. Sì, è lì sopra l'hotel, abbiamo trovato la Ok, strada. ci mangiamo un trancio di pizza e torniamo, veniamo. dai. Ah, l'avete trovata la strada, allora come dicevo io allora. Sì. Scusa, cosa che hai detto? Porta anche un pezzo di pizza a me e Ludovica. Sì, sicuramente. A Ludovica sì, a te no. Ciao papi. Ci hai lasciato a piedi. Ciao. Mamma, io direi di mangiarci un bel trancio di pizza. Andiamo, vai, Sì, entra. mamma, guarda che bel panorama che c'è. Vediamo. Che bello il lago lì. Vai, entra, Auri. Cioè, Auri, ma una pizza più grande non la potevi prendere? Cioè, fammi capire.
Mamma, Si mangia così, in questo modo, in mezzo alla strada? Cioè, talmente che sei affamata, mangi per strada? Guarda, sei vergognosa, te lo dico. guardando. Tutti ti guardano. Tutti ti stanno guardando. E quella poverina di Ludo? Cosa si starà mangiando? Avrà trovato qualcosa di rosso? Ah, buono. In albergo, secondo me? No. Dopo le portiamo noi una bella fetta di pizza, dai. Ma hai visto chi hai qui? I miei amici questi. Stanno facendo compagnia, mamma. Ti stai mangiando tutta la pizza? Sì, buonissimo. Ricorda che la devi lasciare un po' per Ludo, eh? Due fette, queste due. Se no ne prendiamo un'altra. Vedi tu. Ma da quanti giorni non mangiavi, Auri? È buonissima. Io quando non faccio colazione ho una fame incredibile. È meglio andare a fare un'altra pizza, eh? Dici? Quanti? Due? E siamo qua. One eternity later. Ragazzi, siamo qui in montagna e stiamo andando alla ricerca delle ciambelle, ma non le troviamo. E lì c'è mamma. E qua sono arrivati. Siamo arrivati. Dani Siamo e pronte. Auri pronte per affrontare questo. Andiamo, Auri. Andiamo, mamma. Mamma, vai prima tu, dai. Secondo me dobbiamo salire prima io. No, vai. Come faccio? Muoviti. Aspetta. Muoviti. Mamma, muoviti. Mamma. Mamma, andiamo.